Euroregioni News. Markus Maurmeier, patto per l'autonomia senza colori. Il sindaco di Valvasone Arzene oggi è presidente del Patto per l'Autonomia. Al di là degli orientamenti politici, una comunione di intenti per la salvaguardia della regione Friuli Venezia Giulia. Si presentano sia alle elezioni regionali sia alle politiche nazionali. Il Friuli Venezia Giulia dal 2008 in poi ha iniziato a versare, per ridurre il debito nazionale, delle cifre che sono man mano cresciute, passando dai 100 milioni ai 1 miliardo e 200 milioni del 2015. Sono soldi che lo Stato ci ha dato e che noi dobbiamo restituire allo Stato stesso per contribuire all'abbattimento del debito nazionale. Il problema è che semplicemente facendo un confronto in termini di popolazione, quello che noi andiamo a dare corrisponde al quasi il 5% dei 25 miliardi che ogni anno lo Stato ha bisogno per ridurre il debito nazionale, mentre la popolazione del Friuli Venezia Giulia è poco più del 2%. Quindi noi diamo il doppio di quello che dovremmo dare in termini di popolazione. Se non è ingiusto questo, e mi chiedo come mai nessuno ci ha mai tutelato rispetto a questa richiesta. E questo è il motivo per il quale nasce il Patto per l'Autonomia. Nella nazionale abbiamo una grande opportunità, perché al contrario di quello che si dice, mandare a Roma anche solo 2 deputati e un senatore significa comunque entrare all'interno delle stanze romane, poter valorizzare le relazioni che ci immaginiamo con le altre autonomie, quelle del Trentino, quelle dell'Alto Adige, quelle della Valle d'Aosta, quelle della Sardegna, e in un contesto estremamente frastagliato, nel quale con buona probabilità non ci sarà una maggioranza certa, il voto anche di un singolo deputato, di un singolo senatore può essere determinante. E come fanno altre realtà potremo esercitare quella intimidazione strategica che diventa a questo punto persuasione strategica per poter ottenere dei risultati a favore del nostro territorio. Quindi questo è il primo obiettivo. A livello regionale l'obiettivo è più ambizioso, è quello di creare un polo autonomista che mandi in regione veramente un numero consistente di consiglieri regionali, per essere magari la forza di opposizione più significativa nel 2018 e diventare una realtà che finalmente guarda solo al nostro territorio per il 2023. Questa è la nostra ambizione. Per dare compiutezza a quella teoria del federalismo, noi non vogliamo sicuramente la secessione del Friuli Venezia Giulia dall'Italia, ma vogliamo poter essere liberi di determinare il futuro delle nostre vicende politiche, delle nostre vicende amministrative, per riavvicinare la politica ai cittadini. Questo è l'obiettivo fondamentale, perché fintanto che ci sarà un sistema elettorale che permette alle segreterie di partito di indicare chi sono i deputati e i senatori, fintanto che non ci sarà più la partecipazione da parte della popolazione ai movimenti politici, e quindi non ci sarà una scelta che parte dal basso di chi deve rappresentare il popolo con le preferenze, è chiaro che siamo in una democrazia incompiuta, dove decidono più i denari che le genti, e per questo insomma siamo impegnati. Da Valvasone Arzene per Euroregioni News, Marco Mascioli. Euroregioni News.